Ci sono delle parole che restano care al cuore, praticamente sempre. Parole, modi di dire, piccoli motteggi, battute, che diventano una sorta di codice segreto all'interno di un nucleo come può essere una famiglia oppure di una coppia, modi di chiamarsi, di soprannominarsi che mai sarebbero trasmissibili all'esterno, mai si potrebbero svelare al di fuori di quel piccolo nido che è la coppia o la famiglia, perché potrebbero essere assai ridicoli se fraintesi, come potrebbe accadere. Però quelle parole sono il lessico speciale, sono la chiave che porta all'universo del cuore, del conosciuto, del confortevole, del caro. Ecco, c'è un bellissimo libro che ci ha lasciato una scrittrice italiana molto famosa, cioè Natalia Ginzburg, ed è un libro in cui queste parole diventano le protagoniste di un'epoca, una memoria che è una memoria familiare, ma al tempo stesso diventano il modo di ricordare anni fondamentali per l'Italia. Quel libro si chiama Lessico familiare ed è un libro che ci piomba addosso in tutta la sua carica, come se una cucciolata ci arrivasse e travolgesse, perché noi ci troviamo proiettati dentro una famiglia numerosissima, ben 5 figli, di cui Natalia è proprio l'ultima. E poi ci sono gli amici, i parenti, i conoscenti, i colleghi della casa editrice. Quanta gente popola questo libro! Sono tantissimi e non vengono descritti, ma parlano. Ogni personaggio in questo libro si racconta attraverso le parole, attraverso quel modo singolare, molto persuasivo che ha di restare nella mente delle persone che stanno intorno attraverso la scelta di particolari parole. Chi si può dimenticare gli sbrodeghezzi e le asinerie di Beppino Levi, il padre di Natalia Ginzburg. Immagino quanto debba essere stato terribile avere un padre come quello, uno che ha sempre da ridire su tutto e su tutti. Non gli sta mai bene niente, non gli sta bene come si veste la moglie, non gli sta bene quello che pensano i figli, non gli sta bene quello che pensano gli amici. Ogni occasione è buona per accusare le persone che stanno intorno di essere degli asini, perché l'unico che ha ragione su tutti è sempre lui e che vuole avere la parola, l'ultima parola, vuole averla sempre vinta. E poi dall'altro lato Lidia Tanzi, fra l'altro sorella di quella Drusilla Tanzi che avrebbe accompagnato per un periodo della sua vita niente meno che Montale. Bene, Lidia Tanzi, madre di Natalia e degli altri 4 figli, è una donna che l'ottimismo ce l'ha stampato in faccia e forse ce lo deve avere per forza, perché per avere a che fare con un marito come quello, da qualche parte un po' di buon umore lo dovrà pur trovare. Lidia Tanzi sorride sempre alla vita, si lamenta un po' perché le case che deve cambiare non le piacciono, alcune sono all'ultimo piano, si deve fare le scale, dalle altre si vede una parte della città che non le piace, però in realtà sono soltanto dei malesseri passeggeri che poi riesce a sopperire con un sorriso e tra una lezione di russo e una lezione di pianoforte riesce a riempire la sua tediosa vita di espedienti, di intrattenimento che le rendono più piacevole lo svegliarsi la mattina. Quando muore la madre di Lidia Tanzi, lei va a comprarsi un vestito, dovrebbe essere un abito da funerale perché insomma è così che si usa. Ma alla madre di Lidia non sarebbe piaciuto un abito scuro e quindi decide di comprarsi un bellissimo vestito rosso. Credo che questo sia proprio uno di quegli espedienti, uno di quegli aneddoti che dimostrano quanto la vita possa essere presa in un modo o in un altro a seconda dei punti di vista. I fratelli di Natalia sono tanti, 3 maschi e una femmina. La femmina, Paola, è tutto il contrario di Natalia, tanto è schiva, ritrosa e temporalesca Natalia, tanto che la soprannominano in casa Maria Temporala, quanto Paola è una frivola e amante della vita. Paola ama stare in giro, farsi corteggiare, di ammiratori ne ha innumerevoli, però alla fine sposa Adriano Olivetti, sì, il figlio della Olivetti delle macchine da scrivere, matrimonio che dura poco perché Paola non ce la fa stare dentro una famiglia, è troppo limitante, troppo coercitivo, lei ha bisogno di manifestare la sua femminilità e a quanto pare è una donna particolarmente avvenente, quindi
La femminilità, beh sì, sapeva come sfruttarla. Così Paola intrattiene una serie di relazioni, non ultima quella con Carlo Levi, sì, quello di Cristo si è fermato a Eboli. Nel frattempo Natalia cresce e sa che il fratello più grande, Mario, si è stabilito a Parigi. È andato in Francia perché cercava di sfuggire dagli antifascisti. La famiglia Levi è per metà di origine ebraica, il padre era triestino ed era ebreo, quindi cercano in qualche modo di venire fuori da tutto quel fascismo che sembra opprimerli, anzi più che sembra lo fa. Beh, il fratello scappa, riesce a sfuggire alla polizia e si rifugia a Parigi e qui per un po' di tempo intrattiene una relazione con quella che sarà la sua prima moglie, una relazione che non dura tanto, però comunque sarà significativa anche perché questa prima moglie altro non è che la figlia di Modigliani. In questa famiglia piena di gossip e di relazioni con buona parte di quell'alta società, non soltanto italiana, ma della cultura praticamente europea, Natalia diventa grande desiderando il fare la scrittrice, quello è il suo sogno. Lei vuole scrivere e non ama farsi chiamare scrittrice perché essere una scrittrice significa essere una di quelle che passa il tempo a comporre dei romanzetti rosa e no, non va proprio per lei. Lei vuole essere uno scrittore. Lei ambisce a quella mascolinità che di diritto segna l'autorevolezza di una persona rispetto ad un'altra. Sposa Leone Ginsburg. Quando Natalia sposa Leone Ginsburg, grande intellettuale degli anni 30 in Italia, beh, in realtà lei non la conosce proprio nessuno ed è il marito che le permette di pubblicare i primi racconti e grazie a questo grandissimo amore che lei entra a contatto con Giulio Einaudi, fondatore della casa editrice e figlio del futuro presidente della Repubblica. Beh, insomma, sì, erano tutti una cricca. Natalia deve moltissimo a Leone, gli deve 3 figli, ma soprattutto gli deve un amore che è la cosa più grande che le sia mai capitata nella vita. In Lessico familiare, ad un certo punto, lei irrompe come personaggio e lo fa in maniera quasi del tutto inaspettata perché noi ce lo siamo dimenticato che quello che sta raccontando non è un romanzo ma è la realtà. E arriva come un sasso addosso nel momento in cui ci dice che Leone non tornò a casa, era morto in carcere, lì dove l'avevano fermato i fascisti. Natalia resterà sempre legata a Leone Ginsburg. Nelle piccole virtù c'è un ritratto bellissimo dedicato al marito, a quell'amore che non riuscirà mai più a sostituire con un altro, nemmeno se, come farà, si sposerà una seconda volta e avrà un'altra figlia, ma quello che era stato il connubio con Leone era qualcosa di più, era un connubio artistico, letterario, era un amore profondo, tant'è vero che lei mantiene il cognome di Leone. Tutti la conosciamo come Natalia Ginsburg e non come Natalia Levi, e non soltanto per una questione di carattere razziale, perché ad un certo punto non era più nemmeno necessario nascondere quella onomastica preoccupante e problematica. Lo fa per devozione, lo fa per consacrare per sempre sulle pagine dei libri il cognome della persona che ha amato di più. Con questa scelta che potrebbe sembrare antifemminista, lei ricorda e fa ricordare a tutti il marito, l'uomo che è stato il suo grande amore. Perché una donna, quando veramente, profondamente è sicura di sé, non ha bisogno di espedienti per rinnovare e ricordare la propria autonomia e indipendenza e può permettersi anche di conservare il cognome del primo marito, perché lei sarà sempre fantastica così com'è. Non è Leone l'unico intellettuale che ci racconta il lessico familiare, ma attraverso le parole, quelle parole autentiche, profonde, sincere dell'anima, ritorna in vita anche uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, Cesare Pavese. Pav, così soprannominato dagli amici, che era un amico carissimo di Natalia, un rapporto fraterno, un connubio intellettuale e artistico anche in questo caso, un uomo che andava in casa editrice spronato dai colleghi che volevano la sua collaborazione, ma che all'1 in punto si alzava dalla sedia perché la sorella gli aveva versato la minestra. Un uomo che non aveva bisogno di fama, diceva, ma gli bastavano i suoi sigari per andare avanti. Un uomo profondamente solo, triste, insoddisfatto, un uomo che non riuscirà a trovare nemmeno nella consolazione degli amici il proprio conforto.
e che decide così di andarsene una sera d'agosto in un albergo di Torino, lasciando poche parole, una frase: non fate troppi pettegolezzi. I pettegolezzi sono forse alla base di lessico familiare, quel ricordo di piccole parole, di bocconi di frasi strappate dagli amici, dai parenti, dai conoscenti che frequentavano la vivissima casa dei Levi. E tuttavia i pettegolezzi diventano soltanto un piccolo stratagemma, perché quando la parola viene utilizzata in modo consapevole, artistico e creativo, diventa qualcosa d'altro. Diventa un portale per accedere ai meandri della memoria e per rendere eterno qualcosa che potrebbe essere invece dissolto nel nulla in pochissimo tempo. I fratelli di Natalia, gli amici, i conoscenti, i colleghi, Cesare Pavese, Leone Ginsburg, Giulio Einaudi, Lidia Tanzi, Peppino Levi resteranno per sempre nella memoria e non soltanto come gli amici e i parenti della grande Natalia, ma come in una fotografia, in un'istantanea, resteranno il simbolo di un'Italia che si rinnova, di un'Italia che vuole resistere e che vuole stare, mostrando ciò che di meglio può creare. Ciò che di meglio una persona può creare sta nell'arte e nelle parole.